Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, sono tornati su Magic, mi rendo conto che sono video poco seguiti, però non me ne frega, cioè nel senso so che è un gioco particolare, però voglio portare un po' di video e quindi li porto, ecco. Queste sono chiaramente le dittature comendiane contro il canale che si libella a video da 120 visual. Ok raga, adesso siamo questo con un mazzo che ho appena fatto, mi sono appena creato sto mazzo. Ed è un mazzo, diciamo, particolare, è un rosso-nero, ribattezzato rosso-neri leggendari, chiaramente, perché da buon milanista non potevo fare altro, visto che anche il primo rosso-nero tra tutti questi non ne ho neanche uno rosso-nero, almeno uno facciamolo. E l'ho fatto praticamente con la carta madre che è Lightning Skelemental, che è una carta fortissima che poi andiamo a vedere. Ecco, i messaggi. Allora, sempre 60 carte, chiaramente siamo in Modern. Allora, intanto cominciamo con le solite carte cumendiane per rimuovere le altre carte. Allora, è sempre l'immancabile sul nero Fatal Push. Ne ho messe stavolta in 3 per sia di Fatal Push che Mirare alla gola che Terminate, perché non c'era, se no avevo troppe carte e non servivano. Allora, Fatal Push, solita costo 1. Posso distruggere una creatura con costo di mana 2 o inferiore, se la gioco con rivolta, cioè se muore una creatura, posso distruggere una creatura con costo 4 o meno di mana. Ok, poi abbiamo Mirare alla gola che costa 2, distruggo una creatura non artefatto, e Terminate al costo 2, un rosso o nero, distruggo una creatura e non può essere rigenerata. E così abbiamo, diciamo, 9 removal per le creature. Poi abbiamo anche il classico Lightning Bolt e il fulmine che costa 1 e faccio 3 danni o al giocatore o a una creatura, insomma a quel cavolo che voglio. Buono, buono, buono. Poi andiamo con le creature. Allora, le creature, abbiamo detto, abbiamo la creatura, diciamo, principale, che è Lightning Elemental, che praticamente costa 3, 2 rossi e un nero, 2 montagne e una palude, praticamente ha travolgere e rapidità. Praticamente quando faccio danno, quando questa creatura fa danno da combattimento a un giocatore, il giocatore deve scartare 2 carte dalla mano. A fine del turno la sacrifico. Ha rapidità, quindi posso, appena la metto in campo, giocarla. È un 6-1, quindi è devastante. Cioè, o perdere creature, perché è difficile, insomma, ai primi turni una creatura con difesa a 6, a 7 la vedo un po' dura. E insomma questo è devastante perché praticamente li scarto, faccio scartare anche 2 carte. Poi abbiamo il Ball Lightning che praticamente è sempre uguale all'altra, rapidità e travolgere, e 6-1 alla fine del turno la sacrifico, però non faccio scartare carte. Poi abbiamo Young Pyromancer, questa è buona perché costa 2 e ogni qualvolta casto un istantaneo o una stregoneria crea una pedina 1/1 elementale. È veramente buona questa, mi dà visto che comunque tante tra istantanee e stregonerie ne ho, è fondamentale. Poi abbiamo di creatura Hellspark Elemental, sempre travolgere, rapidità, questo mazzo è tutto su travolgere e rapidità. Lo stesso è un 3-1, a fine del turno sacrifico la creatura. Poi abbiamo Spark Elemental, costa 1, sempre 3-1 uguale, rapidità e travolgere. E poi abbiamo invece questa carta che è fondamentale di seppellire, che praticamente mi serve fondamentale perché praticamente a costo 1 posso portare dal cimitero, posso prendere una creatura con costo di mana 3 o inferiore. Io tutte le creature a costo 3, quindi posso prendere quello che voglio e principalmente devo prendere Lightning Elemental perché con questa, diciamo, è la carta più forte, posso far veramente danni all'avversario. Poi ci manca solamente Fling, che praticamente come costo addizionale per lanciare questo istantaneo sacrifico una creatura e faccio danno pari alla forza. In pratica ho attaccato con gli Skelemental, gli ho fatto 6 danni, posso, prima di sacrificarla, come si dice, metto l'istantaneo, la sacrifico, tanto lo sacrificarla comunque, e gli faccio altri 6 danni. Veramente, veramente forte.
Entra, questo è il mazzo e andiamo a vedere una partita. Ok ragazzi, vediamo questa partita che non è in diretta, è la prima proprio che ho fatto e voglio vederla. Allora, come potete vedere siamo partiti subito con una grande mano. Lui ha un mazzo blu, ma si può andare un po' più lenti? Beh, aspetta, calma, calma. C'è pausa? Ok. Allora, facciamo un attimo vedere, perché era una bella mano. Ora ho messo la seconda a terra, lui ha messo una creatura blu che praticamente quando entrano a terra devo mettere nel grimorio le prime tre carte in cimitero, quindi una carta abbastanza fastidiosa, però io ho già il costo 2, gli ho piazzato X-Spark Elemental con 3-1, rapidità e travolgere, poi la sacrifichiamo, però abbiamo in mano due Lightning Elemental e un Pyromancer e addirittura un disseppellire, quindi tutto regolare, tutto regolare. Ok, io attacco, lui prende i danni e lo porto a 17. L'ho sacrificata, ciao. Ne metto un'altra, quindi cioè, comunque lui non è una brutta mano, se prime adesso mi vanno praticamente sì, 6 carte in cimitero e non può attaccare ovviamente perché è un 0-2 e ciao. Adesso noi cosa facciamo? Adesso noi li piazziamo. Lightning Skelemental. Attacchiamo subito, lui chiaramente non vuole perdere le creature, però si prende 6 danni, deve scartare 2 carte dalla mano e da 4 va a 2, quindi colpo pesante e la sacrifichiamo. Troppo questo era così veloce, porca miseria. Lui non riesce a mettere niente, in quella partita praticamente è quasi andata, io metto la quarta a terra, gioco 3, metto il secondo Lightning Elemental e volendo potevo mettere anche il secondo perché lo riprendevo dal cimitero, sarebbe stato un dominio perfetto, una distruzione totale, lui però ha concesso good game, GG e si porta a casa la vittoria, la prima vittoria, la prima partita. Adesso ragazzi provo a fare la seconda in diretta e in esclusiva. Ok ragazzi, abbiamo trovato la partita praticamente subito e vediamo. Di solito quando siamo in diretta facciamo cagare, ma ok, giochiamo per primi. Abbiamo 3 terre, perfetto, però non proprio la miglior mano possibile, anzi. Vabbè, vediamo. Vediamo cosa fa Teteok, bell'uomo Teteok, dai Teteok. Sta pensando, anche lui fa con 7 carte e ok. E comincia la sfida. E ho anche sbagliato perché potevo mettere prima una Blood Crypt, vabbè. Si comincia subito male. Sì, sì, potevo far diversamente, va bene, non è un problema, non è un problema. Ok. E piazziamo subito questo che poteva mettere subito, vabbè non importa, non è un problema, dai. In realtà con un mazzo così bisogna attaccare il più velocemente possibile, però dai. Lui c'ha un mazzo bianco-blu, comunque non sarà un mazzo iper veloce, quindi questo può essere favorevole per noi. Mo' vediamo, dai. Speriamo non ci siano, come si dice, neutralizza, perché i neutralizza mi rompono abbastanza i maroni. Vediamo, lo capiamo subito, ragazzi. Già il fatto che sta... Vediamo, oppure posso anche riprendere in mano, vediamo cosa fa, perché ci sono anche carte blu che riprendi in mano una creatura. Eccolo qua. Ario. Morti cani. Sapevo io quanto odio il blu, quando sono i blu così sono la cosa più fastidiosa in natura. Poi anche lento sto qua, cioè cazzo devi pensare, siamo al terzo turno, dai. Che non ho neanche removal, quindi si mette creatura forte, ce l'ho in quel posto sto momento. Dai, vecchio, su. Io questo mi chiedo, cioè, come fai? Io capisco la versione real, ma cioè,
digitale, muoviti e basta. Ok. Vai. Dai, vecchio, su. Bravo, metti tutto quello che vuoi, sei bravissimo. Ok. Vabbè, qua abbiamo tre ball lightning, cioè pazzesco, veramente molto molto strano. Vediamo se mi fa attaccare ancora una terra scoperta, quindi riprendi in mano, dai, dai, eccola qua. Ma Dio Cristo. Pazzesco, pazzesco il culo di quest'uomo, ragazzi, cioè, incredibile. Sto prendendo tanto tempo, quindi sicuramente questo per un mazzo diciamo che deve essere veloce, un mazzo sparo, che comunque devo sparare le mie cartucce subito, sicuramente non è positivo, però ecco, su questo ne metto un'altra, ne può prendere un'altra che mi piazzerà queste praticamente subito, sicuramente non è una bella cosa, perché praticamente quando entra può cercare nel suo grimorio una carta con lo stesso nome e se la mette in mano. Ok, quindi diciamo non è piacevole questa cosa, ecco, sicuramente non è piacevole. Ok, quindi metterà 4 uccellacci, uno a volare. Adesso non ci attacca, vabbè. Ok, so tutto, ha tutto scoperto. Adesso chiaramente lui si prenderà i danni, cioè non so se si prenderà i danni perché se ne becca 6, eh. Ah ok, si difende il porco, ok. Quindi in pratica, visto che a travolgere, solo 3 danni. 3 danni, tutte le creature sue però sono andate. Probabilmente lui ha qualcosa di grosso in mano, perché è l'unica cosa che mi viene da pensare per fare una roba del genere. Siamo qui, ok. Ok, le magie costano di meno. Questa è pesante, questa è fastidiosa. E io pago una in più per castare le magie. Che sboccio, che palle. Magari di andare proprio subito con questa. Vai, così la togliamo subito dai maroni. No, perché? No, solo un pirla costa 4. Ho detto che costa... No, sono un deficiente. Sono un deficiente, è ufficiale. Sono il deficiente dei deficienti. Ma proprio sono andato di colpo, costa 3. Ma Dio Cristo, ragazzi. Cioè, che poi comunque non potevo, no, guarda, cioè questa è la cagata biblica comendiana, cioè, cosa ho letto, cosa cacchio ho letto, io non lo so. Vabbè, sono gli errori proprio che fai così nella velocità. Ma Dio, madonna. Che il fatal push è 2 e 4 se è morta una creatura. E la metto così, via, andiamo. Scusate ragazzi. Sto cercando di lui vuole giocare. Tutto uno in meno per essere giocate. Vabbè, vecchio, bravo. Siamo 6 a 14, non siamo neanche messi malissimo in realtà. Il problema è che buttare via così un fatal push perché faccio le cagate, cioè non è, non è proprio piacevole. Adesso lui può mettere anche la pedina, perfetto. Ma io dico, ma come cazzo si fa a fare un errore del genere? Insomma, un po' di esperienza ce l'ho, cioè, vado là tranquillo in velocità, via, boh, vai, come, che tanto. Adesso rischio di perdere una partita per un errore del genere. Ecco, bravo, così mette, lui sta cercando chiaramente di mettere pedine, che così può, come si dice,
più creature mette, più possibilità di difendersi. Ce l'avevamo in quel posto, ragazzi. Non è stata una gran mossa, purtroppo. Ok, bravo. Adesso lui ha messo in... Adesso lui probabilmente non attacca, secondo me. Perché lui sa che tutte le creature... Ah, con quella attacca. No. Non attacca... Cioè, se attacchi è meglio per me. Ok, allora... Ok. Ora piazziamo questa. E lo dobbiamo fare adesso. Mettiamo anche questa. 1 e 1. Ci siamo ripresi quella, abbiamo 12 danni, lui chiaramente si difenderà con tutto quel che ha. Non possiamo fare altro, ragazzi. Purtroppo questo fatto che c'ha sta creatura che mi fa spendere anche di più per mettere le magie, potevo mettere anche Air Spark Elemental. Vabbè. Ok, attacchiamo tutte e due, tutte le rapidità, 6-1, 6-1. Lui ce la fa a tenere botta. E dopo bisogna pregare, signori. Tic tac, tic tac, tic tac. Vediamo un po' se magari ti muovi anche tanto, insomma hai poco da pensare, devi difenderti se vuoi salvarti. E ho vinto. Ciao amore. 2 vittorie su 2 partite. Vediamo se riusciamo a fare una terza partita. Nonostante l'errore del fatal push. Ok, ma vabbè. Oh, ma il Skelemental è andato? Ma porca trota. Vabbè. Non una grande mano. Però dobbiamo provare il mazzo anche con mano, non proprio... Con una mano non proprio devastante. Vai, vecchio, su. Ah, boh. Allora. Qua abbiamo anche Lightning Bolt, abbiamo che può comunque ci può aiutare contro le danni che possiamo, in base a quello che ci serve, se farlo a lui o... Certo non abbiamo sicuramente... il comandante qua non ci conviene usarlo subito. Ok. Lui c'ha un blu, speriamo sia un blu nero che ci toglie via carte dal grimorio, che perdiamo per troppe carte, praticamente possiamo perdere anche con 0 carte nel grimorio. Perdiamo, speriamo di no, perché sono mazzi che mi stanno altamente sui maroni. Però la carta fondamentale è uscita nella prima partita. Oh Dio mio. Vai. Se lui è lento per noi è solo che positivo. Adesso lui deve scartare una carta perché ne ha 8, ne puoi tenere solo 7. Per niente una bella mano per il momento, Ok, le 3 terre le abbiamo per far tutto e questo è importante. Abbiamo fatto 6 danni, potenzialmente ne abbiamo altri 3. Dobbiamo pregare che non ci siano carte con guadagno punti vita o altre robe perché può essere pesante per noi. Dobbiamo essere veloci ragazzi, non possiamo perdere tanto tempo. Allora... Possiamo giocare questa in mano però, speriamo in campo. Target player di carta.
Cosa potremmo fare? Io direi di fare così. Purtroppo non possiamo perdere tempo. Ok. E attacchiamo. Abbiamo portato ad 11. Sacrifichiamo. Ciao. Il problema di questo è che se quando prendo la creatura non mi ritorna in campo, ma in mano con 3 terre, mi serve un po'. Serve un cazzo ancora. Ma sto con 4 carte così, cioè, bello, cioè. Questo si sta preparando, questo ha 26 carte. Ne sta praticamente, prendo 12 ne sta prendendo non so quante, sinceramente. Cioè. Eccola qua, lo sapevo, ai ai ai. Praticamente lui scarta 2 carte e crea 2 pedine con zombie 2-2 nere. Lui guarda quante carte può scartare e vince. Qua distruggo un artefatto, ma puttana. Sarà durissimo. Allora, le 2 target card. E prendiamo questa. Aspetta, ma scusa un attimo, è la seconda? Aspetta un attimo. Ho sbagliato, infatti. Return target card, fai 2 danni. Facciamo così. Però la partita è praticamente persa, ragazzi, perché devo fare un miracolo, perché sono lì praticamente a mettere 52.000 creature zombie, Dio Cristo. Partita difficile. Lui a 9. Dio santo! Oh, Dio! Adesso si crea 2000. Sì, ciao. Salutiamo la partita, bellissima. Purtroppo qua non ho distruggi incantesimo e questo per me è, diciamo, la pecca di sto mazzo che io ho sempre distruggi artefatto. E quindi salutiamo la partita con onore e con amore. Adesso ne crea 10 ed è finita, dai. E vabbè ragazzi, abbiamo visto una sconfitta kumendiana, vediamo, così facciamo vedere anche questo bello, è molto bello questo mazzo, purtroppo un mazzo che è normale che un mazzo come il mio, cioè, lo può solo soffrire un mazzo così perché chiaramente non avendo distrugge incantesimo, praticamente sicura la sconfitta se non riesco a vincere prima. L'ho portato a 9, ho potuto far 6 con Lightning Bolt, scriviamolo anche. È stato bravo, un bravissimo, un bellissimo mazzo. Mi piace un casino questo qua, solo che purtroppo con qualsiasi altro mazzo potevo tranquillamente distruggere l'incantesimo in sto caso. Salutiamo la partita. E bravo. Dai, facciamolo anche vincere, dobbiamo essere sportivi. Ok. Bravissimo, sei proprio bravo. Boom. Ok. Bravo. Neanche mi scrive, è un bel stronzone. Raga, sotto il comandone veneziano, questo è un buon mazzo, lo consiglio per chi ama comunque mazzi rapidi che possano subito spaccare. È chiaro che ha dei punti deboli come tutti i mazzi, io l'ho appena fatto, quindi si può sicuramente migliorare, se te li consigli.
sono qui pronto per accettarli. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!